Eccoci qua, ho tagliato il finale perché c'è il dottor V e io lo devo salutare. Dottor V, ci sei ancora? O sei stata un'apparizione? Noi ricordiamo l'antico e appari tu. A posto, tu sei l'antico. Nel senso buono però. Allora, nel frattempo... Ah, c'è sempre. Ok. E io questo lo so. L'unico punto fermo della mia vita, mettiamola così. Come va? Noi ci hanno provato a buttare giù in un paio di modi con quello che stavo facendo, però siamo al momento risorti sotto altre spoglie, mettiamola così. Siamo partiti, il negozio c'è, siamo su Temu, anche su Temu, mettiamola così. Allora io qua che devo fare? Ho detto, mo il tempo che aspetto che arriva Gianmarco e ci vediamo il finale di stagione, arrivano gli altri. Mi faccio un po' del male con Hollow Knight, perché no? Allora, oggi sono ancora... già questa è una cosa buona. Già così, già andiamo bene. Anche perché sembra che diventa sempre più facile ogni giorno che passa, quindi... Diamo un bello bacio, siamo vivi, tutto a posto. Ti stavo pensando l'altro giorno, perché tutta una serie di cose, mettiamola così, stavo pensando all'Olanda, e quando penso all'Olanda mi viene in mente tu. Non so perché il collegamento. Allora, penso che devo andare lì. Bisogna andare di qua a scendere. Proviamo a fare le mantine. Però prima... amata gioventù. Diciamo che un richiamino ci vorrebbe, mettiamola così, un weekend. Mettiamola così. Come te li fai a dimenticare, dottor? Non si può, non si può. È vero, tanti avranno fatto viaggi ad Amsterdam, tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, però quello che abbiamo fatto noi, lascia fare che ha la sua importanza. Scendiamo. Più che altro anche perché Lisanna ha messo su parecchio. Dottor V. Sì, sono passati grosso modo 18 anni. Mamma e tuo karma da aggiungere. Credevo di meno. Prima 2 baldi avventurieri, poi 3 in giro per la città. Diciamolo tranquillamente, gnocche che si vedevano a 360 gradi dove ti giravi, quindi sto dicendo una bugia? Non allora, questo è territorio nuovo, quindi massima attenzione, però la lama ce l'ho, la culo di livello 3. Ecco, quando si dice la verità bisogna sempre... Io manco da là ti dico che voglio andare con Giuseppe. 8 anni con voi, sarà una decina d'anni credo che non vado là. Ah, culo, non batte sta, calmati. Stai calmo. Stai calmo che ti senti male dopo. Ogni tanto sto andando ad aprire Last Minute e qualche sito, così ci sono delle belle offerte. No, dovete fanculo.
brutta, questa zona è molto brutta. Questa zona è bruttissima. Ok, a posto, fatto. Allora, si può fungo. E fungo. Ah. Io ripenso a quando stavamo zona stazione, c'ho quell'episodio in mente, zona stazione, meno 2 gradi, noi a mezze maniche. Oh ragazzi, ma si riesce a stare? Valla a famo. Anche solo a pensarci, no? No. Però ecco, sarebbe una di quelle cose da rifare. Io continuo a pensarci. Diciamo il negozio è tutto sempre avviato, stiamo valutando varie cose per incrementare un pochettino il tutto. Come mi esce la prima possibilità. Allora, aspetta, fammi serve aggiornare la mappa per vedere bene un attimino che c'è. Però devo scendere giù. Allora, facciamo i coraggiosi e non facciamo le pulci. Andiamo direttamente a fare la fight. Allora, questi dovrei arrivare a 200, ci sono arrivato, quindi il potenziamento sbloccato. Allora, vediamo. Tutti questi qua. Aglia. Ok. Presi tutti. E che mi dici? Fiere guerriere, legate dall'onore. Ok, penso che sta parlando delle mantidi che stanno qua sotto. Allora, io sapevo un paio di anni fa che non aveva aperto quell'estate, allo stato attuale ad oggi non ti so dire. Non mi sono arrivate varie fonti che dovrebbe essere così. Non so il motivo, dico la verità. E aggiungiamo sempre il nostro che grandissimo peccato. Diciamo che dire divertiti è dire poco, siamo onesti, siamo onesti. Però quando qualcuno finiva, mettiamola così, col bere forse un tantinello in più del dovuto e poi si ritrovava tutta la giornata seduto sulla sedia con gli occhiali, ma ne sei, sto parlando così a caso. Fatti riferimento a fatti o persone puramente casuale. Non ci sono andato. Ma così. Vuoi mettere e giocare cangioletta a nascondino alle 4-5 di notte? Perché no? Perché no? Noi un paio di giorni fa stavamo ricordando, ma vedo se riesco a fartela capire, perché mi pare c'eri pure tu come minimo. Rosario, sdraio, riportarlo su a casa. Mi sembra che c'eri anche tu. Dopo che ci pure tutto dei costumi a bordo piscina. Ecco, appunto. Stavamo ricordando quella situazione là, non so perché mi è venuto in mente, per quale motivo, però sono ricordi. Pure Rosario che vomita tutto blu così, no? Vabbè, caspere, mettiamola così. Non so.
Allora, io devo scendere. Signore, c'è il dottor V, fatemi fare una bella figura. Io vi sfido con calma. Vediamo se ci riusciamo. Allora, signore delle macchine. Innanzitutto devo capire le rotte vostre. No, questa la devi dare. No. Fammi solo curare una mano. Termina qua. E no. Curati, curati. Oh no, a due. No ragazzi, no. Mi ciulano. Però se non mi spostate. Ok, sono fatti però. Allora, era qua giù. Porca un bel viaggetto. Allora, devo vedere un attimino di farmi l'inventario a modo e l'equipaggiamento. È stato più facile salire Rosario su. Questo è poco ma è sicuro. Allora, ci togliamo cuore di sangue vitale e via. Predatore di anime mi fa prendere più anime, però l'aculeo lungo serve più che altro dove mettere questo, ma mi serve un altro punto, anche se Progetto chi lo indossa si compra dopo aver subito una certa quantità di danni. O cerco proprio di non farmi colpire. Andrebbe bene questo per facciamo così, facciamo una prova, perché la prova allora scendiamo giù. Allora dobbiamo fare un test, allora nemici ci sono, quindi posso fare così. Mi serve almeno mi serve un danno. Quanto si ricarica? Ok, era questo qua. Almeno così ho qualche secondo in meno che mi serve per fare le cure. Ok, possiamo provare così. Allora, qua il casino è di scendere giù. Se riusciamo a andare un pochino veloci. Era di qua. Allora, vediamo un po'. Di qua.
poi tutto giù di qua. Allora, questi qua si fanno fuori con uno. Poi no, ancora giù. Ok, diciamo che ci siamo. Allora, questo è il passaggio che ho aperto prima. L'alberello sta ancora qua. Allora, tentativo numero 2 di 74. No, però devo trovare prima l'ombra, se no non posso raccogliere le anime. Allora, vediamo un po', mettiamoci comodi. Quindi qua devo trovare l'ombra. Ho perso 2000 monete prima, per piacere. Troppe notifiche sul telefono. Ok. Allora, riproviamoci. E fama pigliamo Nita. Oh. Ecco. Ok, tentativo 2. Prima 1 e 2 insieme, mi raccomando. No, queste sono deficienti che non sono vero questa devo capire il tempo. Assolutamente lo devo capire meglio. No, non ci siamo, non ci siamo. Ok. Vediamo un attimo, almeno qualcosina da uno. Assorbe anime quando si viene colpiti. Vai, sei assunto. Allora, scendiamo giù. Sempre di qua. Ci abbiamo un'altra mezz'oretta. Sinistra. No. Allora,
fine qua ci siamo arrivati un'altra volta. Adesso allora di nuovo di qua nella zona centrale. Allora ora che abbiamo già un po' di anime così. Tentativo numero 3. Allora mettiamoci comodi. Allora la prima riesco a farla tranquillamente. Che cosa sta mandando? Fanculo, ci ho provato. Curati. Basta? Grazie mille. Grazie. Gentilissimo. Ok. Grazie. Oh, e questo ce l'abbiamo fatto. Il premio è niente poco di meno che nido scudo. Ok, lì c'è un pezzo di maschera. Allora, andiamo prima sopra. E di qua niente. Salve. The dungeon, no more shot. Cornifed. Assolutamente, dammi la mappa subito. E da qua noi spuntiamo. C'è ancora tutto sto lato di mappa da fare. Benissimo. Testa, monast. No. Niente. Da dietro allora. Dottor Regen, salve, sì, io già ci volevo giocare da un po', poi l'altro giorno al Direct è uscito il fatto dell'aggiornamento e l'ho ricominciato. Sì. No, a me mi piace farmi del male. Soprattutto quando va bene così, quindi ci ho messo piano piano, sono un paio di giorni. Già ho fatto qualcosina, la mappa si sta pian piano riempendo, parolacce già dette un bel po'. Poco fa ho sconfitto le mantidi al terzo tentativo. Bonsoir anche a lei comunque. Se non ci facciamo male ci divertiamo un po', no? Ma che schifo c'è? E questo si messa molto bene.
cervello si è palesato un attimino l'idea di completarlo un attimino al 100% con tutti i tempi del caso. Secondo me in modalità porta da tantissime soddisfazioni. Finito lo gioco sullo schermo grande, vuoi mettere a letto, te ne vuoi andare da un'altra parte, stacchi la Switch, va divinamente pure importante, va proprio bene. Allora benissimo, c'era il 50% di possibilità. Sono le bestie brutte. Allora andiamo un attimino più piano piano, anche queste sono zone nuove, ma ci sto entrando la prima volta e chi cazzo si ricorda cosa c'è. Qualche ricordo mi sta venendo in mente, ma di base non me lo ricordo proprio. Vado fino un attimo di qua, aspetta. Oh, ma fanculo. Mi volevi fottere. Infatti mi hai fottuto perché non c'è niente qua. Attenzione, c'è della trama. Poi c'è un deficiente che si butta totalmente, però questo è un attimo. Sempre in territorio scuro, che ci serve una panca. Se mi è arrivato più a stare giocando. Allora ho finito tutte queste zone, ho già le feci all'epoca. Avevo ottenuto, se non mi sbaglio, o il primo o il secondo finale, comunque 2 finali avevo ottenuto. I 3 boss principali li avevo fatti ed ero andato nella zona finale. Solo avevo dimenticato qualche cosa di esterno, le cose nuove aggiunte e quant'altro. Però di base l'avevo finito. Oh, le ferme. E c'è una panca. Allora, dove cazzo sono andato a finire? Qualche piccolo boss me lo ricordavo e sto riuscendo ad andare avanti abbastanza spedito. Doppio salto, dash già presi. Mi devo sbloccare la zona qua nella cittadella un attimino per cercare di fare il primo boss grosso. Un paio di rotture di coglioni grandi già fatte e mo sto esplorando, andandomi a completare le zone. Allora vediamo un po'. Andiamo a vedere un attimo cosa c'è.
Infatti vedete dove arriviamo? Arriviamo ad un certo punto e ci si mette a vedere dove stanno tutte le varie boss fight che ho dimenticato. Voi vi trasformate. Benissimo. Quindi se mi volete vedere bestemmiare io lo posso portare sempre la sera così mentre aspettiamo Gianmarco, così c'ho la scusa per continuarlo un po' alla volta. Qua sono bestemmioni. Dai, alto. Dai, alto. Meno male che ho esplorato dall'altro lato e già ho portato la furia a livello 2. Ce ne abbiamo un bel po'. Solito. Solo basta che ti distrai un attimo qua dentro. Prendi tutto. Ancora sì. Fai tanto però e poi l'hanno preso. Aspetta, ti vengo a liberare, aspetta. Aspetta un attimo. Hanno potenziato i versi dei mostri. No, non mi ricordo poi il nome del personaggio. Lui sotto lì che si sta lamentando perché è rapito. Però i volumi del... no, tutto normale. Solo lui che si mette nelle luci. Di salvarlo forse si fa il giro da tutto. E mo' ha finito. Mastro Antonio, buonasera. Allora, di là c'è una panchina. Ottimo. Guardalo qua. Però c'è un passaggio segreto, aspetta. Ah, questo è lo shortino per tiro. Ok, stiamo a posto. Allora, dobbiamo vedere. Panchina e ci aggiorniamo un attimo la mano. Siamo che finiremo. Ok. Allora, ci siamo fatti tutta la zona qua. E qua possiamo salire lato delle caverne. E abbiamo comunque adesso tutto lo shortino qua. Mo c'è la zona da esplorare pure qua sotto. Qua o ci possiamo avvicinare al boss. Allora, io da poco ho sbloccato il doppio salto.
e anche l'aculeo di livello 3. Allora, di sicuro qua penso ci sia una stazione. Mi ci conviene andare davanti nel pertugio qua, sbloccare la stazione e prima che viene Gianmarco proviamo a fare il secondo match del Colosseo. C'ho 6 maschere, c'ho l'aculeo di livello 2. Se ci mettiamo un po' di culo forse ce la possiamo già fare. Mi ci voglio mettere nella condizione di dire parolacce, va bene? Allora, di qua. Si trova il biglietto, perché ci sono molti treni rotti. Il biglietto mi serviva in 2 zone. Nel dubbio tiro leva. Allora, comunque qua dove stiamo andando avanti, quindi va bene anche di qua. Allora, aspetta un attimo, Sono 2 mascherine in più, male non fa. Qua tutto a posto. Ok. Ah, stronzo. Sono un bel po' di cuzzo. A posto. 1800 e c'avevo altre cose da comprare, ok. Salve. Dai, c'è il biglietto. Pass tranviario. Ok. Quindi ci possiamo aprire le 2 porte dall'altro lato. A posto. Restano solo 7754 cose da fare. Sopra. No, solo fondale, qui non ci sono, mi sembra, zone nascoste, ce ne possiamo tornare benissimamente indietro. Allora, mo da qua. Ma non c'è altro. Allora, guardiamo subito la mappa, perdiamo il cuore in più però, sti cazzi. Mappa aggiornata. Allora, di là abbiamo preso tutto, ma c'è il passaggio sotto. Ok, ce ne andiamo verso qui. Arrivederci. Allora, Regen, sei pronto per il finale di stagione? Giuca. GG.
Gianmarco ce lo siamo ripetuti solo 80 volte da ieri. Anche se ieri credo di aver creato un mostro. Credo proprio di aver creato un mostro. Non so come, so perché si è apparsa sulla mia homepage di YouTube. Abbiamo iniziato a vederci il match, le finali dell'ultimo campionato mondiale di Beyblade. Diciamo che Gianmarco stava organizzando il torneo estivo. Cioè è successa sta cosa nelle ultime 24 ore. Sopra. Sì, ci siamo visti. Era il torneo del 2025, quindi tutti i nuovi modelli, mettiamola così. A parte che si distruggono e prendono certe botte non indifferenti, ma Gianmarco è nella modalità di aprirsi un team di giocatori di Beyblade e organizzare tornei in Italia. Non so, l'ho visto. Ragazzi, mi sono bloccato, ho fatto il primo boss, ho bloccato fin dove è possibile tutte le armi, ma non so dove andare più né dove utilizzare la chiave. Allora, il Matt, buonasera. Quale chiave? Esistono varie tipologie di chiave in sto gioco. Penso che tu abbia la chiave semplice. Ho fatto un Beyblade alcolico anni fa con amici. Appunto. Ricordi? Anche perché poi Matt, il primo boss si chiama tipo fake qualcosa. Era il cavaliere, quello grosso in armatura di ferro con quell'esserino bianco che usciva dalla testa. Giusto? Ed è quello che hai fatto nella zona qua. Tu l'hai fatto qua. Ok. Allora ti dico, aspetta, io me l'ho fatto 2 giorni fa per andare avanti. Allora, da qui esplorati prima tutta la zona qua centrale. Per iniziare ad andare avanti, io subito dopo sono andato per il passaggio di qua, a Verde Via. Sono andato a Verde Via, ma non posso proseguire. Io mi ricordo che ho fatto qua, sono andato ad esplorare la zona qui. Sono tornato qui al laghetto. Aspettate un attimo. Allora, sono andato qua. Ho fatto la zona del lago qui. Questa l'ho fatta in secondo momento, questa l'ho fatta in secondo momento. No, da Verde Via. L'altra cosa che ho fatto, sono tornato indietro perché ho sbloccato il salto a muro. Ho incontrato Silksong a Verde Via, ma non posso andare dove è andato lui. Allora, quello c'è il primo fight. Tu già l'hai fatto? Già hai fatto il fight contro Silksong? Sì, ci capiamo subito. Nella zona qui c'è il fight con lei. Mi sembra, non mi vorrei sbagliare, che la zona questa è qua, quindi è la zona di Verde Via Alta. Sì, perché io sono andato qua, poi ho fatto il primo fight da ste parti qua, ma ha sbloccato il dash e con quello sono andato avanti, quindi è nella zona qui. Sì, nella zona qua, perché di qua c'è tutto bloccato. Di qua ci vuole il pass che abbiamo preso adesso. Ne ho la mappa. Allora, la mappa, la prima, devi trovare in ogni zona il cartografo. Dovrebbe trovarsi nella zona centrale qua. Se non mi sbaglio, proprio qui. Se lo incontri già la prima volta,
ti puoi comprare la mappa stesso da lui, se no devi tornare a Pulveria e si apre il negozio che ti vende le mappe. Più devi comprare il compasso, altrimenti non ti vedi sulla mappa, più le puntine e più tutto quello che serve. No, una volta che vai a Verde Via devi ritrovare il cartografo e ti vende la mappa nuova. In ogni zona nuova che vai devi trovare il cartografo. Ok, ti ho detto, lui sta nella zona qui centrale. Se lo trovi te la vende direttamente, altrimenti devi tornare in città e la moglie aggiunge la mappa. Quando poi cambi zona, lo devi ritrovare. Ogni zona c'ha la sua mappa da acquistare. Allora, se non hai acquistato la mappa da lui la prima volta che lo trovi, ritorni in città e la moglie ti vende anche la mappa. E una volta che trovi il bigliettino si è sbloccata la mappa in acquisto in città, se non l'hai sbloccata durante la prima esplorazione nella zona. Salve. Oh no, tu sei un fight opzionale. E va bene, ti facciamo. Allora, tu chi sei? Galien. O compagno d'armi da queste parti? Credevo di essere il solo abbastanza forte e coraggioso da sopravvivere in questa orribile fossa dimenticata. Io sono Galien, il più forte guerriero di Nidosat. Sono venuto in questo luogo abominevole per mettere alla prova la mia forza. Di sicuro anche tu vuoi metterti alla prova, eh? Sì, tu e io siamo una specie rara, siamo molto diversi dal povero sventurato caduto davanti a noi. Questo mondo non ha pietà per i deboli, temo. Allora vogliamo combattere? Avanti, mettiamo alla prova le nostre abilità in un acceso duello. Tu mi romperai il culo. Sfidare il guerriero del sogno? Vai, Matt, non ti preoccupare, grazie mille che sei passato. Basta avere solo pazienza con sto gioco ed esplorare bene. Piano piano si riesce ad andare avanti facilmente. Regen, ma faccio male? Faccio male? Qualche bestemmino prima di Peacemaker? Un'anticchia? Sono le 22. Un aperitivo prima che viene già Marco, che ne pensi? Abbastanza semplice, ok. Non è che se un po' perdo mi prenderei deve essere al primo tentativo, ok. Vabbè, nessuna pressione addosso, No, è mio. Quasi è andata bene. Ricordo che il tuo è molto facile perché sei più giovane e c'hai riflessi meglio di me, io sono vecchio. Sì, mettimi qualche altra cosa del mezzo per piacere. No. Ho messo due palle e alla fase finale almeno. No. È finita. Non è finita. Fatto. Sì, effettivamente è abbastanza semplice, sì. Solo sudando. Vabbè. Fatto. 480 punti.
po' di loro. Ah no, tu giustamente non ci sei più. Allora, altra fight secondaria fatta, ne restano altre 200. Allora, qua niente. Qua. Poteva riuscire prima, ma va bene anche così. Allora, a questo punto non c'è più niente che possiamo fare. Quindi ce ne torniamo indietro. Ok, ora abbiamo tutta la zona qua da esplorare. Allora, qua. Dai, alzati, alzati, alzati. Ti alzi? Vabbè. Allora, di qua di no. Ecco. Allora, con calma, con tranquillità. La parte finale che non è stata buona. E qua si torna indietro. Di qua, niente di qua. Ok. A questo punto possiamo scendere via. Alzati. Ti alzi? Non si alza. Si ricollega alla zona di prima. Quindi alla fine mi conviene tornare di qua, anche se io da questo lato non mi ricordo se ci sono stato. Minimo no, devo tornare di qua. Ma c'è una bella boss fight adesso, perché no, usi poco la sfera energetica dei cazzi volanti. Non mi piace tanto usarla, ti dico la verità, la uso solo in casi estremi. No, non bisogna saltare a capo di cazzo, sempre verso la... Salve! Aspetta che troppi danni però. Salve, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
Vieni. No, dai, dai. Vieni, vabbè, poi. Bubusetti te. Almeno ti sei un attimino avvicinato. Allora. Prima di è andata a vuota. Niente. No. L'unica strada è quella a sinistra. Quindi di qua e di qua. Nido scuro. Gran bel posto per passarci le vacanze. Allora. Si arriva al villaggio quello là infestato. Aspetta, si è riattivato un attimo il cervello. Oh no, buona sedia a te quello. Buon sedia e culo a lei e a tutta la sua famiglia. La voce... Ah, aspetta, c'era la console al massimo. Ok, dimmi adesso... Dimmi adesso com'è. Quando lo sapete, queste sono live a sorpresa. Io lascio le impostazioni in un modo, poi come le troviamo la volta successiva, così ce le teniamo. Quindi voi segnalatemi sempre tutto. Prima o poi ce la faremo. Allora, qui dentro mo antro delle tessitrici. Ok, aspetta, lo faccio un pochettino così. Una ticchietta di qua. Ok, dimmi adesso se va meglio. Oh no. Oh, speriamo che i valori restino. Esamina. Canto della tessitrice. Amuleto setoso che contiene un canto d'addio lasciato dalle tessitrici che partivano da nido sacro verso la loro vecchia casa. Evoca piccole tessitrici che offrono a chi lo indossa compagnia e protezione. Ok. Allora, perché così ci stiamo sbloccando gli altri slot. Appena abbiamo il giusto numero di monetine. Allora, sotto. No. Allora, perché non ti piace? E ti togli le coglioni. Ecco qua. Io ci provo a farlo in un modo. Ok. Ecco, tipo l'uovo rancido, io ne ho già presi 12, ma non ricordo e non ho ancora trovato dove servono. Ok, è andata pure meglio così. Allora. Oh. Mi raccomando, non fate i tranelli.
serve assolutamente una panca qua. E più che altro vorrei capire lui. No, forse dall'altro lato. Allora, siamo di qua. Ecco qua. Serviva dal tizio delle ombre. Non ho ancora trovato il personaggio. Cioè proprio non ricordo proprio manco la più pallida idea di dove sia. Però c'ho ancora un sacco di zone da esplorare. Mo' ho sbloccato il doppio salto e c'ho un bel po' di zone nuove da andare a vedere. Io penso che mo' mi uscirà fuori. No, non fatevi trappolozzi. Ok, questo è buono. Ora fatto sta al completarlo. Ce ne sono pure un bel po' di qua. Allora, perché la zona qui è bella grossa. Oh no. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok. Allora, qua ce ne sono un bel po', quindi la zona va completata un attimino per bene. Tutti questi qua li ho presi. Ma dobbiamo vedere di risalire un attimo sopra. Allora, qua si esce. Qua abbiamo pulito tutto. Adesso dobbiamo salire di qua. Allora, un attimo solo che è arrivato già Mox. Allora. Eccolo qua. Allora, vediamo solo sta cosa e ci prepariamo per la puntata. Mica ce ne sono di qua. Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, penso ci sono gli ultimissimi di qua. E qua era dove eravamo arrivati. Allora, va bene. Regen, comunque buffi sempre tu i pazzi, sempre tu.
No, niente, lui legge anche quando sembra che lui non stia leggendo, lui in realtà legge. Non so come faccia, però legge. Fatti tutti. Oh no. Con te lo devo usare per forza, se no ce ne andiamo dopo domani. Allora, che vogliamo fare? Mi devi far passare. Vediamo un attimo se... Ok, quelli li ho presi tutti. Tu qua rompi proprio i coglioni. Ok, aspetta, non me la rischio. Ma mi faceva fuori quello dall'alto. No, ma è meglio non rischiare proprio. Finora il massimo che ho perso a causa del Colosseo, perché non mi sono andato a riprendere le anime. Non ricordo il nome della valuta. Igeo. Ne ho persi circa 2000. Poi per il resto sono riuscendo ad andare abbastanza bene. Allora, devo solo terminare sta zona così ci prepariamo, ci mettiamo comodi. Quello di Hollow Knight ce l'ho anch'io fino al 10/2/2026, però ce l'ho. Ce l'hai a scadenza? Ma tanto comunque ormai si trova ad un ottimo prezzo. Beh, penso che questo sia il momento migliore per staccare. Ora, la mappa è aggiornata, almeno posso darle uno sguardo. Quindi quando continuerò domani mi farò tutta questa bella stradina qui, scendo, ritorno, mi vado a riprendere questi 2000 perché col cazzo che glieli lascio lì. A posto. Allora, mi sa che sta gratis su Luna se avete Prime. E si hanno messo un sacco di giochi tramite Luna che funziona anche bene come servizio, devo dire la verità. Allora, noi adesso stacchiamo, dateci giusto un 5-10 minuti, Regen sistema un paio di cose e partiamo subito con la puntata. A tra poco.